E come all'improvviso, con il sorriso, mi arriva questo bene di Dio dalla trattoria pizzeria Bognanno Calogero. Mi ha detto che effettivamente me la mangia alla sua salute. Come all'improvviso mi arriva questa bellissima pizza, grazie Calogero, del pensiero. Lui fa le pizze. Oggi ho parlato ieri sera ho parlato delle pizze che Villa Rosa effettivamente fanno, le pizze buone, buone per davvero. E come all'improvviso Calogero Bognanno, come all'improvviso mi fa arrivare una bella pizza che piace a me, rucola, una rucola con scaglia di parmigiano e diciamo prosciutto. Grazie Calogero per la pizza. Il tempo che ieri ho parlato bene che abbiamo a Villarosa tante pizzerie buonissime, invitavo tutte le persone a venire a Villarosa che abbiamo un già può fare niente Napoli non già può fare niente alla Campania napoletana. I siciliani abbiamo dei pizzaioli buonissimi. E allora è Calogero Bognano, come all'improvviso il tempo che ho finito, sono venuto di andare a pescare, il tempo della doccia, mi sono seduto del divano e mi fa arrivare una bella pizza, pizza veramente, pizza spettacolare, pizza ve la faccio inquadrare, pizza bellissima, bellissima, bravo Calogero, me la mangio veramente per la tua salute, se la mangia pure Liliana. Liliana si sta vestendo, ti saluta Liliana, ti ringrazia pure, un abbraccio veramente con tutto il cuore. Ciao, ti salutiamo. Ciao, buona pizza a tutti. Facciamo questo sacrificio. Ci salutiamo dalla Rada allo Zenzero quando mangio la pizza e ce ne... Dovevo uscire, ma visto che mi arriva la pizza a casa, ma la mangio a casa. Anzi, ricordo una cosa, un evento che ci sarà. Mentre che sono in diretta, ricordo che il giorno 17, il 18, dove c'è San Calogero a Villarosa per tutti i compaesani e tutti i paesi vicini, Enna, Calascibetta, Villapriolo, Passariddu, vi ricordo che ci sarà la festa della pecora, s'arrusti e si mangia, giorno 17 e giorno 18, organizzazione San Calogero, diciamo, l'organizzazione è il dottore e tutta la confraternita San Calogero, tutta la confraternita San Calogero. Un abbraccio a tutti, chiudo che prima che la pizza, salutiamo tutti, tutto il mio gruppo, salutiamo tutti i Zenzero al Limone, salutiamo veramente tutti gli amici del Canada sparsi per il mondo. Un abbraccio a tutti dalla Sicilia, un abbraccio veramente Pietro Merendino, un abbraccio, ciao a tutti.